Ciao e benvenuti a Maria Caterina Falchi e Carlo Pala. Ciao, Salve, Ciao, grazie mille per essere qua. grazie a te. grazie a tutti, grazie a te, grazie a Maria Caterina, grazie a tutti. Grazie. Allora, perché ho voluto fare questo video? Perché dopo l'evento fondativo di Sardegna in prospettiva, al quale hanno partecipato, diciamo, sotto diverse vesti tutti e due gli ospiti di oggi. Carlo Pala come uno dei relatori, ovviamente, e Maria Caterina era presente in qualità di giornalista per Sardegna Reporter, giusto? Sì, tirocinante. Tirocinante, sì. Tirocinante giornalista, per la precisione. Ok, Carlo invece era uno dei relatori, l'abbiamo già presentato allora, lo ripresento adesso velocemente. Lui è un politologo, esperto di tematiche inerenti all'etnoregionalismo, fra cui anche quello sardo ovviamente, ed è docente di scienze dell'amministrazione, giusto? Giustissimo. Ok. Detto ciò, ho voluto fare questo video perché? Perché dopo quell'evento c'è stato un dibattito che è nato un po' nei commenti social, nei video che abbiamo pubblicato e nei miei post successivi al video, le pillole diciamo sui social che abbiamo lanciato. Come dire, ho notato che il tema affrontato da Carlo ha lasciato un po' il segno ed è rimasto anche un po' aperto così, in sospeso. Ammetto che uno dei motivi principali per cui ho voluto fare questo video è proprio Maria Caterina, perché subito dopo noi ci siamo comunque confrontati anche così privatamente e lei mi ha fatto proprio, cioè è stata lei che mi ha fatto capire, oltre ai commenti su Facebook, diciamo nelle nostre chiacchierate, che questo tema era un tema che era rimasto un po' così aperto, aveva colpito un po' la platea. Tra l'altro non solo dalle chiacchierate con Caterina, ma anche dal suo articolo molto ben fatto di riepilogo dell'evento, in cui appunto rimarcava questa cosa qua. Non solo, noi dopo abbiamo fatto un'intervista al professor Roberto Devoto, che apparirà il link qua per chi non l'avesse visto e per chi avesse la curiosità di guardare l'intervista, che da massimo esperto dei trasporti in Sardegna, perché questa è una cosa importante, e lui nella sua discussione dei trasporti, comunque senza che io gli chiedessi niente, ha messo in campo anche lui questo tema qua, perché lui diceva il problema dei trasporti è anche un problema per via del fatto che la Sardegna paga i trasporti da solo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ha un po', diciamo, citato questo aspetto che Carlo ha messo in piedi, in campo durante l'evento. Non solo ancora, ho fatto un'intervista a un ragazzo, Fabrizio, anche in questo caso apparirà il link dell'intervista. Fabrizio che vive a Londra, lui è un analista laureato in economia che sta a Londra e lui, anche in questo caso, senza che io gli chiedessi niente, ha detto sì, però poi la Sardegna è inutile che stiamo lì a parlarci perché poi lo Stato non interviene, eccetera, eccetera. Insomma, in maniera un po' diversa, con diverse sfumature, però mi ha colpito questa cosa che anche lui ha citato un po' questa tematica. E infine, dopo questa, adesso ne parleremo, dopo questa come dire, questa notizia degli ultimi giorni dei 2 miliardi che arriveranno in Sardegna, ho letto un editoriale secondo me molto ben fatto di Luca De Idda, che è professore di economia a Sassari e tra l'altro è anche presente al nostro evento come in qualità di pubblico, diciamo. Secondo me, che adesso farò vedere in sovraimpressione questo articolo e ne consiglio la lettura. Secondo me ha fatto un bellissimo editoriale dove parlava di questa cosa qua dei 2 miliardi, però poi in realtà, come dire, la contestualizzava in uno scenario che vede appunto la Sardegna sempre incanalata in questa diatriba con lo Stato e insomma anche lui faceva un po' una riflessione, non specificatamente nella questione di quello che parleremo adesso, cioè della famosa vertenza entrate soriana, io la chiamo così, però anche lui ha dato una visione abbastanza interessante che secondo me è molto attinente a questo tema. Quindi dopo aver avuto tutte queste conferme ho detto no, aspetta, qua bisogna fare un video per provare a non dico a chiudere il cerchio, perché chiudere il cerchio in questa cosa è impossibile, però voglio comunque dare l'opportunità a chi ci ha ascoltato e a chi ha manifestato questo interesse verso questo tema una chiave di lettura più approfondita che secondo me adesso Carlo con l'ausilio di Maria Caterina secondo me riusciranno a dare. Io darei la parola a Maria Caterina perché appunto lei è stata molto interessata a questa cosa, ha mostrato anche molta serietà nell'affrontare questo argomento e quindi ti darei la parola, di quello che vuoi e poi magari chiedi a Carlo quello che ti senti di chiedere sulla base delle informazioni che hai acquisito in questi giorni. No, allora, io prima di tutto diciamo che vorrei chiedere a Carlo, vorrei fargli una domanda di ambito più generale prima di entrare nello specifico in quelle che sono le materie relative alla vertenza entrate e alla vertenza accantonamenti.
partendo proprio da quello che è stato l'incontro fondativo di Sardegna in prospettiva, quindi l'incontro dibattito che c'è stato con Michele Boldrin e da cui quindi è partito tutto questo. Durante quell'incontro, Carlo, hai ad un certo punto affermato di essere autonomista, non indipendentista. Volevo sapere il perché ti definisci autonomista e se nel caso ci sono delle critiche che tu potresti muovere o che vorresti muovere proprio ai movimenti indipendentisti, perché dopo l'incontro appunto con Michele Boldrin c'è stata occasione anche di confrontarsi con diversi autonomisti e indipendentisti, le cui visioni diciamo erano un po' diverse, quindi mi interesserebbe sapere la tua opinione appunto su questo tema. Sì, allora, vabbè, naturalmente questo è un ambito che rimane, diciamo così, nella sfera privata della persona, Certo. nel momento stesso in cui ognuno di noi può avere una prospettiva ideologica, ideale, tendenziale, di preferenza rispetto a quello che può essere il rapporto esistente tra una regione e lo Stato centrale. Io nel frattempo prendo appunti e poi mi segno Sì. No, no, i che dubbi. può essere appunto tra la regione e lo Stato centrale, dicevo. Io sono sempre stato uno convinto, pur avendo idee politiche precise, che non è il caso evidentemente, non interessano a nessuno, ci mancherebbe altro, sono sempre rimasto convinto che la Sardegna avesse necessità di una maggiore autonomia rispetto a tutta una serie di tematiche e di temi e di punti. Questo non significa però che la Sardegna abbia uno statuto che sia privo fondamentalmente di questa prerogativa. Molto spesso è stato anche un problema per le classi politiche che non hanno saputo gestire l'autonomia contenuta nello statuto, e sebbene non si possa definire quello sardo come lo statuto maggiormente tra virgolette autonomo tra i 5 statuti speciali italiani, si può sicuramente dire che in alcune fasi della storia dell'autonomia sarda questa autonomia non sia stata agita, possiamo usare questo termine, appieno. Detto questo, nessuna critica da muovere rispetto agli indipendentisti. Allora, dal punto di vista delle loro posizioni politiche, evidentemente, perché innanzitutto per un massimo rispetto nei confronti delle posizioni politiche di chiunque, perché altrimenti io non sarei evidentemente un professionale in questo momento, perché io guardo le cose in maniera distaccata e così deve essere, altrimenti perderei veramente di credibilità. Ma se mi è consentito, nemmeno una critica dal punto di vista delle loro posizioni politiche. Io ho scritto in passato, quando l'indipendentismo sardo era tacciato di illusionismo, come dire, di catastrofismo secondo alcuni, di folclorismo, a usare le posizioni più tenui, io ho scritto a livello scientifico che l'indipendentismo sardo è una posizione politica che ha assolutamente una dignità enorme, pari almeno a quella delle altre, e che si fonda su dati di fatto, secondo loro, ma non solo, e su posizioni che esistono in Sardegna da diverso tempo, da più di un secolo, se dobbiamo essere precisi, e che, benché non siano state mai maggioritarie nell'elettorato sardo, sono comunque presenti in parti più o meno evidenti della società. Quindi, se uno studioso di scienze sociali o politiche si arroga il diritto di dire che una posizione politica esistente nella società che vuole studiare non ha ragione d'essere o non ha, come dire, diritto di tribuna, io penso che stia svolgendo un'operazione controscientifica. E quindi non esprimo posizioni dal punto di vista della, dell'opportunità che gli indipendentisti esistano, ci mancherebbe altro. Esprimo delle posizioni sul fatto che gli indipendentisti ci sono,
che gli indipendentisti ci sono sempre stati, seppure appunto ad intervalli più o meno regolari, con posizioni politiche più o meno definite, e che il loro esistere porta un contributo di discussione all'intera collettività sarda, dal quale ritengo non si possa prescindere, perché, per entrare proprio nello specifico di quello di cui discuteremo oggi, e finisco, ricordiamoci che la Vertenza Entrate è nata perché un partito politico indipendentista nel 2003 ha iniziato a fare i conti e ha, come dire, risvegliato il can che dormiva. Questo partito era IRS, ha rifatto i calcoli rispetto alle quote di compartecipazione al gettito erariale che non venivano restituite alla Sardegna, e questo calcolo è stato ripreso anche dall'allora governatore Renato Soru, che portò a Roma 6.000 persone nel dicembre del 2005. Quindi proprio così, come dire, impreparati non erano probabilmente. A proposito di della questione della vertenza entrate, ti volevo chiedere questo. Allora, appunto, fondamentalmente stiamo facendo riferimento all'articolo 8 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, se non sbaglio lettera M, che prevede appunto la compartecipazione della Regione Sardegna ai tributi erariali. Se non sbaglio, tutta questa situazione pare essersi creata perché dall'altra parte c'è stato lo Stato italiano che ha detto non ci sono state delle norme di attuazione specifiche di quell'articolo, ragion per cui è impossibile per me, Stato italiano, quantificare esattamente quanto effettivamente io devo alla Regione Sardegna. Allora io chiedo a te, ma è vero che queste norme di attuazione non ci sono state? Sicuramente c'è stata nel 2016 il decreto legislativo specificamente di attuazione appunto dell'articolo 8 dello Statuto, però chiedo a te, in passato non erano stati fatti dei tentativi di stipulare, di emanare delle norme di attuazione affinché l'articolo 8 trovasse effettiva applicazione? È una domanda molto, molto giusta e molto interessante. Purtroppo la risposta è più banale della complessità e della giustezza della domanda. Mi spiego meglio. Lo Stato ha adombrato il fatto che i mancati trasferimenti fino a un certo punto della storia lunga della vertenza entrate non siano stati garantiti in mancanza di norme attuative che spiegassero fondamentalmente, lo voglio dire a beneficio di chi ci ascolterà, come attuare questi trasferimenti. Peccato però che quando lo Stato italiano ha girato e restituito alla Sardegna le quote di compartecipazione al gettito, non c'erano elementi ostativi e quindi non c'era nemmeno una presenza di norme attuative che dicessero allo Stato come si doveva comportare. Semplicemente lo Stato, la banalizzo un pochettino, mi rendo conto, ma per intenderci, cosa faceva lo Stato? Accumulava il 100% delle entrate che sono descritte nell'articolo 8 del nostro Statuto e restituiva le quote spettanti da buon padre di famiglia rispetto ad una regione alla quale deve garantire le entrate che le spettano per statuto, che ricordiamolo è comunque e pur sempre una legge di rango costituzionale, sulla base dei dettati ivi contenuti. Quindi i 7 decimi, i 10 decimi, i 9 decimi delle varie imposte, delle varie contenute nei punti dell'articolo 8, lo Stato ha semplicemente applicato quello che c'è scritto nello Statuto e in mancanza di norme attuative ha restituito alla Sardegna quanto dovuto. Il problema delle norme attuative nasce in funzione della protesta che la Sardegna, dopo un po' di anni in cui pareva dormire, pareva essersi spenta meglio la ECO su questi problemi, recupera con un calcolo fatto le quote spettanti e dice allo Stato fondamentalmente: caro Stato, io non sono in debito con te, io ho invece
fatto un calcolo dal quale ti dimostro che tu devi restituirmi dei soldi che non mi dai da diversi anni per un importo quantificabile in circa 10 miliardi di euro. Questo io lo voglio sottolineare perché mai lo Stato italiano, per bocca del suo governo, dei vari governi che hanno ultimamente appunto amministrato il nostro paese, si è sognato di dire non è vero quello che state dicendo. Nessun governo, né Tremonti, quindi con il governo Berlusconi, né i diversi ministri del governo Prodi, né il nuovo Berlusconi successivo, né il governo Monti, nessun governo ha detto alla Sardegna tu non hai ragione, stai chiedendo cose che non hanno né capo né coda, che non hanno senso. Il governo ha detto io giustifico la mia inerzia nel restituire i soldi, magari non sono d'accordo su quanto tu quantifichi che io ti debba restituire, ma non pongo in dubbio il fatto che effettivamente io debba darti dei soldi, perché sulla base delle compartecipazioni al gettito io ho trattenuto il 100% di tutte le varie imposte sulle quali devo poi restituirti la quota, si chiama così, di compartecipazione, e quindi hai ragione a chiedermi dei soldi, però io non te li posso restituire prima di tutto perché come dire, mi rendo conto che in mancanza di queste norme attuative che prima non c'erano, il problema è più difficile di quanto la Regione Sardegna chiede. La stessa posizione il governo italiano l'ha avuta in funzione del Friuli Venezia Giulia, regione alla quale il governo ha chiesto queste norme attuative, però si è seduto a un tavolo una decina di anni fa, circa 8-10 anni fa, si sono seduti ad un tavolo, hanno scritto le norme di attuazione e da quel momento in poi, per un brevissimo intervallo di tempo e tra l'altro con gli interessi, la regione Friuli Venezia Giulia ha sul proprio bilancio il gettito compartecipativo delle norme tributarie che sono scritte nel proprio statuto. La Regione Sardegna ha chiesto esattamente la stessa cosa, alla Regione Sardegna questo tavolo è stato negato. Io non so perché è stato negato fino ad un certo punto, perché allora da 0 a 50 posso capire che ci sono motivi di carattere, come dire, legato all'interno del bilancio dello Stato di risanamento del bilancio dello Stato. Ricordiamoci che poi la questione si è incancrenita a partire dal 2008, anno in cui è scoppiata la crisi finanziaria, ma da un altro momento in poi io posso fare solo delle congetture di tipo politico che mi astengo dal fare perché, ripeto, anche qui come prima perderei probabilmente un po' di professionalità, visto che non sono in condizioni di dire perché effettivamente lo Stato si è rifiutato di organizzare e di sedersi a quel tavolo, similmente come ha fatto ad un'altra regione. Sta di fatto che oggi la realtà delle cose ci dice che la regione Sardegna, tra le 5 regioni a statuto speciale, considerando una sdoppiata tra le 2 province autonome, cioè mi riferisco al Trentino Alto Adige con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, lo Stato non attribuisce ancora alla Sardegna le quote di compartecipazione che spettano all'isola. Quindi la regione Sardegna non solo non ha risolto la vertenza entrate, ma ne ha assommato un'altra che non è la stessa cosa assolutamente, però ma si collega. che si ricollega molto, esatto, che si chiama vertenza accantonamenti. Quindi da un problema ne ha originato un secondo, non avendo risolto né il primo né il secondo. Quello che mi domando io è questo, quindi la responsabilità, diciamo, della vertenza entrate è da addossare completamente al governo di Roma, oppure
ci sono delle responsabilità che possono aver avuto anche i nostri governi regionali, che Assolutamente sì. non si siano imposti a sufficienza magari per richiedere questi tavoli, laddove invece magari in Friuli è ciò che è avvenuto, che io sto ipotizzando. Allora, sicuramente l'errore più grosso che ha commesso la classe politica sarda è quella di lasciar passare degli anni in mancanza dei quali il governo ha trasferito alla Sardegna tutta una serie di altre quote, ci mancherebbe altro perché altrimenti evidentemente stiamo parlando di una posizione di frattura totale tra lo Stato e una parte, una porzione del proprio territorio. Non mi sognerei mai di dire evidentemente questo, che non sia avvenuto, anche perché è avvenuto, però ha dato tutta una serie di trasferimenti alla regione di carattere corrente, dei trasferimenti anche di carattere straordinario, ma non ha mai appieno garantito alla Sardegna, soprattutto dopo il 1984, anno in cui l'ex presidente della regione Mario Melis riuscì ad ottenere un parziale cambiamento dell'articolo 8 dello statuto e introducendo una nuova imposta che è stata effettivamente, insieme alle altre, restituita negli anni 83, 84 e parzialmente 85. Dall'85 in poi sembra che le classi politiche isolane, più o meno a corrente alternata, si siano dimenticate di chiedere l'intero importo di queste somme, tanto che anche una fondazione non certo sarda e non certo così indipendente come non certo così scusate il contrario, così legata al governo come la Fondazione Agnelli, aveva detto alla fine degli anni 80, primi anni 90 e poi in una seconda volta alla fine degli anni 90, la Sardegna ha ragione. In Sardegna devono tornare queste quote di compartecipazione al gettito erariale che lo Stato non restituisce. Allora, due sono le cose. Sicuramente il fatto che il governo abbia una responsabilità nel non aver rispettato una parte dello Statuto della Sardegna non esime le classi politiche sarde dal fare un mea culpa profondo per non essere state in grado per più volte di richiedere quanto dovuto e di rapportarsi da un punto di vista politico, perché poi ovviamente cala la politica e solo la politica può risolvere queste vertenze, tanto in profondità da dire bene, allora adesso sul tavolo ci sta questo problema, lo vogliamo risolvere, come lo vogliamo risolvere, perché se voi mi dite che non lo vogliamo risolvere, io regione mi posso muovere in un altro modo. Lo Stato può dire: è inutile che la regione mi chieda determinate cose perché io ho una posizione diversa, ma quantomeno le due posizioni vengono messe a confronto. Non c'è stato questo per quasi una decina d'anni, fin quando Soru è stato il primo in ordine di tempo a fare una protesta formale e strutturale, perché non si portano 6.000 sardi a dicembre affittando 3 navi solo per fare turismo nella capitale. Cioè in quel momento è come se la società sarda si fosse impossessata di un tema che è molto tecnico, ma che la società stessa ha capito essere in parte, come dire, quasi fondante della propria specialità. Perché il problema che l'autonomia sarda oggi vive si vede soprattutto nella parte finanziaria. È lì che c'è il calo del gradiente dell'autonomia, è lì che perde pezzi, è lì che, come dire, diminuisce. Allora, lo Stato ha, come dire, una volta interpellato con forza, strutturalmente con forza, ricordiamoci quello che dicevo appunto dal governo Soru, ha addivenuto al fatto che quelle quote effettivamente spettavano alla Sardegna. Di alcune come dire, sentenze della Corte Costituzionale hanno detto che la Sardegna aveva bisogno di quei fondi e che lo Stato bene avrebbe fatto a restituire alla Sardegna subito quelle vertenze, ma badate bene, non l'ha fatto in risposta ad una domanda precisa della Regione Sardegna: ci spettano le quote di compartecipazione? Perché? Ma
a richieste della Sardegna di carattere quasi parallelo, perché purtroppo sia la regione che l'ufficio della Corte Costituzionale, che in un certo qual modo si pone a guardia delle richieste che arrivano dalle regioni, ha statuito che così come era posta nel modo specifico la questione dal governo Soru in poi era sbagliata e non si poteva chiedere in quel modo, tanto che poi è stata chiesta in un modo diverso, giuridicamente diverso. Però, e qui concludo per rispondere alla domanda, il problema è rimasto sul tavolo. Non è che il problema è sparito, così come le classi politiche che non sono state in grado di richiedere effettivamente quanto spettante e quanto dovuto. Ancora di più, nel momento stesso in cui questa cosa è esplosa, nel momento stesso in cui ad approvazione della legge sul federalismo fiscale si vedeva che alcune regioni ordinarie avevano, come dire, il rischio, tra virgolette, evidentemente, perdonatemi e passatemi questo termine, di vedere riconosciuta una parte di quote che prima non avevano, a detrimento, o meglio, a cospetto di altre che non avevano e non ricevevano nemmeno quelle che invece avrebbero dovuto. Quindi esatto, qui mi fermo, se volete poi posso tornare nell'ambito, diciamo così, della vertenza entrate risolta, o almeno in parte risolta, dal governo Soru, con un accordo con l'allora governo Prodi, quindi se volete poi possiamo tornare a parlarne. No, allora io diciamo che ti ho fatto la domanda di prima a proposito della possibilità che ci fosse una responsabilità da parte dei governanti sardi per questo semplice fatto. A volte mi sembra che ci sia una tendenza a riportare alla nostra appartenenza all'Italia e al governo italiano ogni responsabilità di qualunque male che c'è in Sardegna, cioè qualunque cosa vada male in Sardegna sembra che in qualche modo possa sempre essere riportato al governo centrale. Sono di quelle persone che ritengono che la ragione non stia mai solo da una parte. Ritengo che questo tipo di ragionamento possa celare un tentativo di assolvere la classe governante sarda da quelle che potrebbero essere le sue responsabilità. Classe governante che peraltro siamo noi ad eleggere, non siamo governati da chi siamo governati per una volontà divina, siamo noi che appunto andiamo a votare. Per questo mi ricollego un po' anche al titolo che Gianni ha voluto dare a questa puntata, cioè siamo solo vittime oppure comunque siamo anche noi artefici di ciò che ci accade, di ciò che ci sta succedendo. Dopotutto, ripeto, la classe governante siamo noi stessi che la votiamo. Magari dovremmo iniziare a pretendere di più, magari dovremmo operare di base anche tra di noi come popolo sardo un cambiamento culturale per meglio comprendere anche queste questioni, quindi votare con più coscienza e soprattutto evitare appunto di autoassolverci e di allontanare quelle che possono in qualche misura essere anche le nostre personalissime responsabilità. È vero, infatti io nell'intervento di prima ho esordito dicendo che la classe politica sarda è la prima responsabile di essersi dimenticata e addormentata nel richiedere quanto dovuto. Allo stesso tempo però occorre dire che è vero, come dici tu Maria Caterina, che siamo noi che abbiamo votato le nostre classi politiche, al cospetto di tutti gli italiani che hanno comunque votato le rispettive classi politiche che hanno governato l'Italia. E quindi se ci sta che la Sardegna, la classe politica sarda, abbia avuto dei politici che per buona parte della storia dell'autonomia non siano stati capaci, nello specifico, di richiedere questo, o comunque in generale di governare la Sardegna come appunto il popolo sardo avrebbe meritato venisse governata, allo stesso tempo bisogna dire che il popolo italiano non ha mai avuto una classe politica che trattava le regioni tutte nella stessa maniera. Il problema è che il popolo italiano non pensa che la Sardegna abbia
questi problemi. Nell'immaginario collettivo la Sardegna è una di quelle regioni che è assistita dallo Stato. E nessuno sa, sardi compresi, che la Sardegna non solo non è assistita dallo Stato, ma la Sardegna è in piedi con un fortissimo credito nei confronti dello Stato. E questo ormai è appurato, è appurabile dovunque. Più che altro il problema diventa, e finisco, più che altro il problema diventa sulle scelte di politica. Quali sono le scelte di policies, per dirla proprio con un termine scientifico, che fanno bene alla Sardegna? Quali sono le scelte che devono provenire dall'isola affinché lo Stato stesso si renda conto che ci sono determinate esigenze e che soprattutto quanto viene deciso in Sardegna è, diciamo così, la soluzione ideale per risolvere parte dei problemi strutturali della Sardegna. Qui potremmo fare un'altra puntata, però un indice di infrastrutturazione che è il più basso d'Italia non dipende dalla regione. Il metano non dipende dalla regione. Il costo dell'energia è esorbitante rispetto a tutte le altre regioni italiane, uno dei motivi per i quali molti non vengono ad investire in Sardegna. Collegato a questo, il costo dei trasporti non dipende dalla regione. Dalla regione, per esempio, dipende aver continuamente supportato una regione autonoma che si basa più che altro su una visione burocratica della pubblica amministrazione e non operativa. Alla classe politica, che è un problema enorme, alla classe politica regionale va scritto purtroppo per diversi anni e per diversi decenni la grande colpa di non aver saputo contrattare con lo Stato le esigenze che aveva la Sardegna. E non è giusto dire che siccome eravamo pochi per forza non ci si filava nessuno. Sono stupidaggini e che io per primo tendo a smontare direttamente. L'insipienza della classe politica e da un certo punto di vista la contiguità di alcune giunte regionali con i governi di Roma è appurato e bisogna sostenerlo, bisogna dirlo, sono andate più verso un legame, diciamo così, di accordo anche laddove ci sarebbe dovuto essere un momento di scontro, che di rivendicazione non fine a se stessa, perché io vi ho citato prima 4 o 5 elementi che non sono fini a se stessi, perché rappresentano una delle ossature, o se non l'ossatura, lo scheletro principale del problema che noi abbiamo con il continente. La geografia ci dice che alcuni dei problemi che ho citato prima noi da soli non li possiamo risolvere. Il buon senso, oltre che la geografia, ci dice che probabilmente uno Stato che avesse avuto a maggior cuore una regione come la Sardegna, la regione più lontana d'Europa dalla terraferma è la Sardegna, dalla terraferma, da qualsiasi punto della terraferma è la Sardegna, e io penso che un governo, che uno Stato, scusatemi, che ha, come dire, circa 150 anni, 160 anni di storia, avesse dovuto, perdonatemi, trattare meglio questo rapporto. Non sempre è stato così, e con questo io non voglio dire che noi siamo immuni da colpe, voglio solo dire che buona parte delle colpe che la classe politica ha vanno attribuite alla classe politica sarda, appunto, che ha avuto quelle colpe, ma alcuni problemi strutturali non è possibile che li potessero risolvere le classi politiche sarde, perché pur appunto c'è anche Giorgio Asproni, che è un deputato cioè insomma stiamo parlando già del 1800, che poneva dei problemi ai vari stati che poi sono scusate, ai vari governi prima del Regno di Sardegna e poi nel passaggio in quel frangente al Regno d'Italia, poneva dei problemi che ancora oggi sono così, non sono stati risolti. È possibile che sia sempre colpa della regione, per quanto le classi politiche sarde abbiano le loro colpe? Io ritengo di no. Posso aggiungere un paio di elementi? Certo, ci mancherebbe. Mi tocca fare, diciamo, il boldrin della situazione, però vabbè, ovviamente
estremamente meno competente di Boldrin, però c'è una cosa che a me mi tormenta perché proprio non riesco a capirla. Noi siamo creditori nei confronti dello Stato, va bene. Su quell'aspetto, Com'è? Sull'aspetto dell'avvertenza entrate, Sì, naturalmente. vabbè, però. Sì, Ok, però siamo creditori dello Stato. in quel Nei caso confronti dello Stato. sì. Poi abbiamo questo cappio al collo, diciamo, dei trasporti e della sanità che ci paghiamo autonomamente. La mia domanda è: Scusate, se noi ci paghiamo i trasporti e la sanità, e nel Sì. frattempo siamo anche creditori dello Stato, perché questo dannato residuo fiscale dice meno 5 miliardi? Cioè, ha detto che il residuo fiscale viene calcolato in maniera, magari ci sono tanti modi per calcolarlo, però è anche vero che ne so, ci sono i calcoli che fa il CNEL, ci sono i calcoli che fa la Ragioneria dello Stato, ci sono i Già. calcoli che fanno altri enti. Ognuno ha una modalità diversa, alcuni giudicano più o meno sbagliati alcune voci di spesa che vengono inserite e invece dovrebbero essere tolte o viceversa. Però è anche vero che poi tra i vari enti che fanno questo calcolo, sì, è vero che il calcolo si discosta, ma veramente di poco. Cioè, se non è 5 miliardi, per riassumere, se non è 5 miliardi ma è 4 miliardi, a me non interessa, cioè, certo che cambia, però non cambia il concetto. Se è così, allora perché ogni anno il residuo fiscale dice meno 5 miliardi, che sono una cifra paurosa? È questo che non riesco a capire. Perché se tu dici da un lato, ed è questa la contraddizione che a volte noto, no? Ma non tu, proprio tutta la questione anche vertenza entrate stessa, che tu giustamente riporti bene e riporti analiticamente, però io comunque vedo comunque una contraddizione, perché se noi diciamo che la nostra autonomia non è pienamente compiuta, come tu hai detto, allora io da avvocato del diavolo ti dico, ma se fosse compiuta, noi saremmo sotto, o meglio, lo siamo già sotto di 5 miliardi, ma anziché avere ogni anno lo Stato che ci compensa questo disavanzo, cioè se non avessimo avuto neanche quello saremmo veramente messi molto molto male, o no? Domanda. Allora, che cosa si intende per residuo fiscale? Se si intende il rapporto tra le tasse pagate in una determinata regione, in un determinato territorio, e quanto lo Stato investe in quel territorio, allora devo bloccarti perché a quel conteggio non sono appunto considerate quanto lo Stato, quanto la regione spende in sanità, e non è nemmeno considerato un altro fattore, il livello di indebitamento della regione che ha contratto soprattutto per pagare quegli aspetti lì che non vengono dati dallo Stato. Quindi è un dato che non bisogna guardare? È un dato che non bisogna guardare perché, indipendentemente da come la si veda, i calcoli che vengono fatti sul residuo fiscale non tengono conto che la Sardegna non ha indietro quanto dovrebbe, perché tu puoi fare il calcolo perfetto sul residuo fiscale quando sai che quelle tasse vengono effettivamente restituite da Roma a Cagliari. Se Roma non restituisce a Cagliari le tasse che spettano e quindi quei calcoli non vengono fatti, mi si deve spiegare com'è possibile che il residuo fiscale venga conteggiato al massimo possibile, perché quelle imposte che i sardi pagano e che non hanno indietro nella quota spettante sono, come dice l'articolo 8 e come dice lo statuto sardo, sono fondamentalmente l'ossatura del bilancio della regione. L'ossatura Carlo, del bilancio... scusa, in questo frangente mi senti, scusa? Sì, ti sento, ti Scusa, in sento. questo frangente mi permetto di, tra virgolette, interromperti perché secondo me è il punto cruciale. Però, cioè, se è vero quello che dici, allora è anche vero che le nostre tasse non sono superiori a quello che noi attualmente spendiamo. E in quello che noi attualmente spendiamo, Non tra sì. l'altro, dimmi. No. Perdonami. Vai. No, e concludo. Perché poi c'è anche da dire che nel residuo fiscale, secondo me, oddio, adesso non voglio usare parole forti, però poi alla fine vengono anche spalmate, che ne so, trasferimenti pensionistici, trasferimenti ministeriali,
tutti i nostri dipendenti dello Stato, diciamo, quindi i dipendenti del Ministero, dei Trasporti, della Giustizia, eccetera, eccetera, che lavorano in Sardegna, che percepiscono uno stipendio in Sardegna, da quello stipendio ci pagano le tasse in Sardegna, però lo stipendio non gliela paga la regione, glielo paga lo Stato. E questo qua rientra nel residuo fiscale. Cioè, nel senso, quello che io critico è che se la rigidità nel imputare o meno alcune spese viene fatta in un verso, deve essere fatta anche nell'altro. Perché altrimenti perché alcune regioni... Cioè, supponiamo che questo residuo fiscale sia stato calcolato in maniera pessima, ok? Però se è stato calcolato in maniera pessima, lo è stato non solo per noi, per tutte le regioni, giusto? Quindi le tue stesse osservazioni le potrebbe fare anche la Sicilia, anche la Calabria, eccetera. E se è così, perché alcune regioni invece... Non dico, cioè, le regioni in attivo sappiamo che sono poche, purtroppo, e sono tutte lì, in quella zona d'Italia. Però ci sono regioni che magari sono in passivo, ma sono meno in passivo di noi, ci sono regioni che sono vicino quasi al pareggio. Cioè, nel senso, se è sbagliato, non è sbagliato solo per la Sardegna, è sbagliato per tutti. Ok, e quindi il problema qual è? Perché la Sardegna ha il residuo fiscale, diciamo, peggiore rispetto agli altri, quando, e ritorno a dirlo, una parte di quelle imposte che dovrebbero essere calcolate per capire bene qual è il residuo fiscale della Sardegna non viene tenuta in considerazione? Oppure vogliamo anche aprire un altro discorso? Per esempio i costi dell'insularità, che sono stati da eminenti economisti anche dell'Università di Sassari calcolati in svariati miliardi di euro. Oppure ne aggiungo anche un altro. I costi, per esempio, delle servitù militari, dove sono finiti? Nessuno li ha mai considerati. Allora, quanto incidono, Carlo? Quanto incidono? Incidono perché se la Sardegna è la regione d'Italia che da sola ha un gravame di servitù militari per il 75%, io penso che come dire, sottrarre alla 75% Sardegna... di cosa? Sto arrivando. Sottrarre alla Sardegna il 65% del territorio italiano dove ci sono servitù militari sta in Sardegna. Ok, su 10 servitù, 7 sono in Sardegna. È possibile che questa cosa abbia un costo? Secondo tutti sì. Però questo costo non viene calcolato. E questo, se ci pensate bene, ha un impulso e ha un'influenza nel residuo fiscale di non poco conto. Però tu dici, dal momento che giustamente non è contato, perché la Sardegna ha un residuo fiscale così basso? Innanzitutto voglio far notare una cosa, che non tutti i tributi che vengono calcolati per il residuo fiscale sono, per esempio, come dire, inseriti nelle tasse che i sardi pagano, perché per esempio anche questo, i costi della raffinazione sono pagati in Sardegna a livello più alto, perché esiste anche questo paradosso. Noi a San Roque raffiniamo la benzina, la trasportiamo fuori, ok, a Genova, a Napoli, a Civitavecchia e a Livorno, e poi la dobbiamo rimportare maggiorata per i costi dei trasporti. Allora quella è una tassa. Ma noi chi? Cioè, la Saras è un'azienda privata, Carlo? No, allora, non ci stiamo capendo. Quando la Sardegna importa la benzina dal continente, ok, deve pagare tutti i rivenditori di benzina sardi devono pagare delle accise più alte che sono legate ai trasporti, ok? L'energia è la stessa identica cosa. I calcoli su quei beni non vengono considerati nel residuo fiscale, perché il costo dell'insularità della Sardegna è detratto, perché non calcolato fondamentalmente e perché non tenuto conto dallo Stato nei calcoli generali. Quindi la Sardegna è come se fosse, come dire, una regione collegata al continente, in cui i camion vanno a trasportare la benzina, si fanno anche tutta la notte in viaggio e trasportano la benzina là dove la devono trasportare. Siccome l'evidenza geografica ci dice che non è così, noi paghiamo l'energia
è la benzina, ma solo per farvi un esempio, maggiorata rispetto al resto d'Italia senza che questo venga compensato dai costi dell'insularità. Però non ci sono i calcoli dei costi dell'insularità e allo stesso tempo sul tappeto che cosa rimane? Che quelle imposte incidono in quel calcolo che tu fai del residuo fiscale. Allora, ragioniamo sul fatto di come è composta la demografia sarda. Il fatto che buona parte non è così diversa da quella italiana, eh. Allora, potrebbe anche non essere così diversa da quella italiana, ma sta di fatto che se noi siamo 1.600.000 persone con una tendenziale crescita della popolazione, così come da altre parti in Italia, le pensioni che vengono pagate sono quasi tutte pensioni minime, perché il personale dello Stato in Sardegna è il 20-25% rispetto al 40% che viene pagato dalla regione. I dipendenti regionali sono pagati dalla regione e come comparto pubblica amministrazione sono immensamente superiori a quelli che vengono pagati direttamente dallo Stato. Si consideri che i comparti della pubblica amministrazione in Sardegna sono la regione, gli enti, i comuni, che vengono tutti quanti pagati con soldi regionali. Praticamente i dipendenti e la sanità, i dipendenti della pubblica amministrazione che vengono pagati dallo Stato sono qualche ufficio periferico e la scuola. Ho detto tutto. Quindi quali sono i dipendenti pubblici che vengono pagati in Sardegna direttamente dallo Stato in proporzione a quanti invece vengono pagati dalla regione? Anche questo è un elemento sul quale riflettere. Io poi, allora, Gianni, non sono in condizioni di dirti come viene calcolato il residuo fiscale e perché si fa un certo tipo di calcolo, perché questa è una domanda tecnica alla quale io... Ma non solo tu, è una cosa che è oggetto di dibattito da anni. Io dico la verità, io non so rispondere a questa domanda, non sono in condizioni di rispondere, chiedo scusa anche a chi ci ascolterà, io sono un politologo, non sono in condizioni di rispondere da un punto di vista tributario, quindi di diritto tributario né di economia reale. Io ragiono su temi di carattere politico e su temi di carattere politico dico che se io devo far entrare in un calcolo tutti i costi, devo farceli entrare tutti, anche quelli che invece vengono dimenticati. E siccome si è iniziato a calcolare quelli che vengono dimenticati, quanto incidono per lo sviluppo della regione, insisto e faccio presente che quegli elementi che non vengono calcolati, se calcolati, probabilmente potrebbero rendere quel residuo fiscale più basso di quanto oggi appare. Questa è una mia impressione, non suffragata da dati di fatto, perché non sono un tecnico e un esperto di quel settore, ma politicamente posso dire che se dovessimo iniziare a calcolare i costi dell'insularità, i costi delle servitù militari, i costi di trasporto, veramente come devono essere calcolati, allora probabilmente quel residuo fiscale potrebbe apparire più basso di quello che oggi è, compresa il costo dei trasporti e il fatto che siamo ancora l'unica regione d'Europa a non avere il metano, quindi chiediamoci anche perché. Sì, però poi andiamo verso la conclusione e poi lascio la parola anche a Maria Caterina, che magari in questo nostro scambio si è fatta anche lei un'idea e magari vuole dire qualcosa, però io continuo a non essere pienamente convinto su questo aspetto e ti dico anche perché. Cioè, se fosse così, perché, che è una cosa positiva, perché in Sardegna ci sono aziende che, nonostante il mare, nonostante i trasporti, nonostante le servitù militari, nonostante tutte queste cose che hai detto tu, fatturano milioni di euro, esportano in tutto il mondo, vanno in Cina e vendono software, costruiscono infrastrutture tecnologiche. Io la penso così. Se ci riesce anche solo una, a parte che non è una, ma sono tante. Se l'isola è un problema, lo è per tutti. No. Per te e per me, Caterina. Però se io, a parità di isola, se io non combino niente di buono e invece Maria Caterina, perché è brava, perché c'ha talento, perché ci sa fare, qualsiasi motivo,
sempre nella stessa isola, è protagonista nel mondo e ce ne sono tante aziende così in Sardegna, senza fare nomi perché non voglio fare pubblicità, allora qualcosa non torna. Perché se ci può riuscire una, e che poi ripeto non è una, allora ci possiamo riuscire tutti. Allora vuol dire che quell'isola non è così, cioè quell'essere isola non è così freno come noi pensiamo che sia, altrimenti quelle aziende là che fanno successo nel mondo morirebbero di fame, o no? Non solo io non lo penso, ma penso, e lo voglio far notare, che quelle aziende di cui giustamente tu parli sono tutte aziende della new technology, del 2.0, del 3.0, del 4.0. Trovami, Sara Saparte, quali aziende producono così tanto fatturato nei primi due, come dire, settori principali di ogni economia che un sussidiario di quinta elementare si trovano, cioè nel primario o agricoltura e nel secondario industria. Non ce ne sono. Quindi, il primario ormai conta pochissimo in tutte le economie allora, moderne. conta pochissimo fino a un certo punto. Io non sono così Percentuale. convinto. Allora, io non sono così convinto che l'agricoltura non conti niente. Io No, sono aspetta, non è che convinto non conta, è che incide poco in termini di che incide PIL. poco, ma anche l'industria incide poco. Noi quali industrie abbiamo? Perché siamo in piedi? Allora, io non ho detto prima, allora, però mi si permetta di chiarire una cosa. Io non ho detto, perché non lo penso minimamente, che noi abbiamo dei problemi perché siamo un'isola. Assolutamente no. Voglio proprio specificarlo bene questo affinché non venga frainteso. Io non ho detto che noi abbiamo questi problemi perché siamo un'isola. Io ho detto che noi abbiamo alcuni problemi dall'essere un'isola che chi ci deve aiutare a risolverli perché da soli non ce la facciamo non ci ha pienamente aiutato a risolverli. Ho detto una cosa che è diversa perché non mi si può paragonare la Sicilia per la sua vicinanza al continente italiano e la Sardegna. Questo io ho detto. Non ho detto che noi siamo un'isola e quindi siamo disgraziati da Dio. Non solo non l'ho detto, ma proprio non lo penso. Io ho detto semplicemente un'altra cosa, che l'insularità ha dei costi, che la Sardegna non ha avuto, come dire, colmati i problemi che ne derivano dallo Stato per decine d'anni e questo rappresenta un costo generale per la vita nell'isola e per i problemi che nell'isola si sono incancreniti da così tanto tempo da essere ormai un problema diventato strutturale. Non voglio dire che altre regioni stiano meglio semplicemente perché sono all'interno dello stivale geograficamente inteso. Non voglio dire quello, voglio dire però che alcuni dei problemi che noi abbiamo sono evidenti, sono strutturali e sono dovuti in parte, come ho detto, ad una percezione differente probabilmente dei problemi che abbiamo, in buonissima parte ad un'insipienza della classe politica isolana che non ha saputo affrontare i problemi nel giusto modo e molto spesso invece che risolvere i problemi li ha incancreniti, ma anche un ulteriore problema è stato quello che lo Stato non si è preoccupato di, come dire, sanare questa distanza dell'isola verso il continente e questo penso che anche un qualsiasi testo di storia della Sardegna lo possa assolutamente argomentare. Per tornare a quello che dicevi tu, ci sono delle imprese di eccellenza, però delle imprese che come sono costruite, Però Gianni, aspetta sono Carlo, sono costruite di poche persone e agiscono quasi tutte mm, in un settore di nuova tecnologia. Se noi andiamo a cercare quali sono le imprese industriali che producono appunto beni tangibili, perdonerete questa faciloneria, non ce ne sono. perché, perché pensi che, e poi veramente chiudo perché poi do la parola a me e a Caterina, però perché dobbiamo, che non è una cosa che è una cosa molto diffusa, perché dobbiamo pensare che produrre, che ne so, adesso c'è il caso dell'Ilva, no? Tutti i giorni, ma perché produrre acciaio, che poi acciaio non si produce in Sardegna, però dico, produrre acciaio, produrre prodotti petroliferi o produrre, boh, manifattura, quello che vuoi, cioè perché è necessariamente migliore di produrre un software. Cioè, la mia No, deduzione logica da quello che dici tu
Aspetta, e finisco. Cioè, tu mi dici, sì, ma le aziende che tu prendi ad esempio, che fanno successo, nonostante le servitù, nonostante... sono orientate al settore della nuova tecnologia, no? Perfetto. E la mia controrisposta che mi viene immediata, cioè per la mia logica, è, vabbè, allora a maggior ragione proviamo a puntare a fare sempre di più quello e sempre meno quello che invece non sappiamo, riusciamo, possiamo fare. Capito? Io sono assolutamente d'accordo con Cioè, te. se quello vediamo che funziona, allora puntiamo su quello. Mi E non è che dispiace, invece ci interesserdiamo a puntare su settori che non sono più competitivi, in cui non riusciamo più a essere competitivi, ma non noi, cioè, la maggior parte dei paesi moderni e ricchi, perché noi alla fine siamo sempre ricchi, cioè apparteniamo pur sempre a un paese ricco, diciamo. Mi dispiace che l'inciso di prima sia suonato come una critica. Perché per me personalmente non solo non lo è, ma dovrebbe essere un incentivo a muoverci in quella direzione, perché se c'è una persona che pensa che i costi dell'insularità che possono essere colmati così, con un'impresa che sta a Nuoro, a Sassari, a Orta Cesus e che produce software che vende alla Silicon Valley. Sono io. Però tu hai mai sentito un partito politico sardo dire in campagna elettorale punteremo su questo? Sì che li ho sentiti, però non sono stati, come dire, creduti dall'elettorato. Attento io allora. Perché no, ci sono stati partiti politici e coalizioni che hanno investito buona parte del proprio programma elettorale nello sviluppo delle nuove tecnologie. Ora non mi dovrebbe, come dire, venire meno la memoria se vi ricordo che Michela Murgia nel suo programma del 2014 aveva dedicato 3 o 4 pagine allo sviluppo proprio di questo tipo di imprenditoria. Quello che però bisogna notare... Poi dipende anche come però, Carlo. Come? Dico, dipende anche come, perché anche il Movimento 5 Stelle ha fatto della information technology il suo cavallo di battaglia, però poi... Su questo non c'è dubbio, ma siccome sono... Non ha fatto niente in quella direzione. Su questo non c'è dubbio. Innanzitutto Michela Murgia, per colpa di una legge elettorale assurda e incostituzionale che c'è, non è stata nemmeno rappresentata in Consiglio regionale. Ma ti posso parlare anche dell'ultima giunta regionale eletta o di quella precedente guidata da Francesco Pigliaru. Tutte hanno posto l'attenzione sulla addirittura anche sulla green economy, sull'economia, come si dice, perdonatemi, sul 2.0, sul 3.0, hanno tutti scritto pagine e pagine. Il problema qual è? Da un punto di vista politico è prioritariamente uno. Sono poche le persone che possono essere impiegate perché questo occorre. Perché per questo settore occorre avere una grande preparazione e quindi io anche il forno di Sassari dicevo che ho insistito all'inizio nel dire che il problema centrale che questa regione continua ad avere è il fatto di non essersi dotata di una propria legge sull'istruzione, sulla scuola e sull'università rapportata sulla base delle esigenze che ci sono all'interno dell'isola, visto che la regione potrebbe farlo perché è una regione a statuto speciale. Quindi oggi abbiamo delle eccellenze in questi campi, come giustamente hai ricordato tu, che però non parlo della fatturazione, parlo degli impiegati. Sono evidentemente inferiori rispetto ad altre imprese che producono beni e che hanno bisogno, di più gente. Se poi andiamo a contarle, queste realtà sono numerose o numerosissime, ma i numeri medi impiegati all'interno di ognuna di queste aziende non sono strutturalmente, come dire, così appetibili sia per una classe politica miope, e quindi ritorno al discorso che facevi tu, ma sia anche per un conteggio e per un calcolo di impiegati all'interno delle aziende che vede la Sardegna come valori medi sicuramente molto bassa, perché appunto mancano quelle imprese, perché non mi si può negare oggi che ancora oggi le imprese che assumono maggiori dipendenti e che hanno maggiori dipendenti sono quelle che producono beni più o meno tangibili.
Purtroppo, io dico purtroppo, perché io sono d'accordissimo con te che la Sardegna potrebbe, e lo ripeto, colmare buona parte dei propri problemi legati alla insularità, che in questo caso io la sto ponendo come un elemento negativo, perché appunto non colmata con quello che abbiamo detto prima, proprio in questo modo qui. Io sarei perché la Sardegna diventasse una piattaforma tecnologica, ma come dire, diffusa dovunque. Per fare questo, però, che cosa ci vuole? Prima di tutto ci vuole un investimento in sapere, ci vuole un investimento in cultura, ci vuole un investimento in istruzione che può derivare semplicemente da tutta una serie di azioni che, secondo me, a mio modo di vedere, poi può darsi che io mi sbagli, vedono prima di tutto la scrittura di una legge specifica sull'istruzione che dice: noi abbiamo bisogno di queste cose facciamo, perché se invece di fare questo con i parametri dello Stato, proprio perché non facciamo quello che facciamo e permettiamo che bambini di quinta elementare debbano fare 25 km in strade di montagna per raggiungere la scuola, perché stiamo chiudendo le scuole, probabilmente io, che vedo questi problemi non da un punto di vista monetario, ma da un punto di vista sociale, non stiamo facendo la cosa giusta. Questa è una mia opinione, non è detto che sia, Sì, ci però mancherebbe Carlo, altro. è che vabbè, non voglio che poi diventa come dire, ci stiamo rischiando, a parte che abbiamo superato l'ora e stiamo rischiando comunque di, come dire, intestardici su questi punti, però dopo l'evento io ho fatto un calcolo su quello proprio. che tu mi chiedevi. No, Cioè, no, certo, cercavo di certo. rispondere su quello che tu mi chiedevi. Assolutamente, no, no, infatti se è colpa mia, non è che... Ah, Però no. cioè, io dopo anche l'evento, che questo aspetto, se ti ricordi, era uscito, io ho fatto un calcolo ed effettivamente il 70% della popolazione italiana, sarda, cioè, studia nei pressi di grandi centri urbani che non sono così difficilmente raggiungibili. Cioè, e poi veramente chiudo. Non è proprio Cioè, la mia quello. paura è che a volte ci si focalizzi sui cavilli burocratici, diciamo. Cioè, io ti do atto che tu, ed è una cosa che molti, anche se tu non sei né indipendentito, tu sei un politologo, ok, però diciamo che studi quei fenomeni e molti che fanno parte di quei fenomeni, questa tua onestà intellettuale non ce l'hanno. Cioè, tu dici, comunque, guarda che, adesso non voglio fare la percentuale, però l'80% dei problemi o 70, quello che è della classe politica sarda, e tu questa cosa qua tu la dici in maniera chiara, io te ne do atto, e questo qua è un esercizio di onestà intellettuale, però tu dici c'è pur sempre il 30% o il 20%, quello che ovviamente non si può calcolare, però c'è pur sempre quel 30% che non deriva dalla Sardegna ma deriva da altre parti, ok, però la mia paura è sempre quella che poi ci si focalizzi sui cavilli burocratici, sulle sentenze, sulle No, cose. no, non sono cavilli burocratici, però, cioè sono problemi strutturali di politica strutturale, cioè per me non sono cavilli No, no, burocratici. ma A sono me d'accordo, ma cioè, interessa poco che la Corte Costituzionale dica se io ho diritto ad avere gli accantonamenti. Io mi pongo il problema perché gli accantonamenti si sono creati. Io mi pongo il problema perché lo Stato ha fatto sfregio delle leggi che esso stesso dovrebbe tutelare e ha portato via delle risorse ingenti per diversi anni alla Sardegna non avendone diritto. Io da politologo mi pongo questo problema, poi un economista e un giurista si porranno altri tipi di problemi, ma io che devo studiare la politica, che devo studiare il modo di governare i territori e le istituzioni, mi pongo il problema perché avvengono questi fenomeni. Questi fenomeni non dovrebbero avvenire. Io voglio giocare una partita con te ad armi pari. Se io sbaglio perché sono incompetente o perché sono meno forte di te, è giusto che io subisca 10 reti. Ok? Può essere anche giusto che io subisca 10 reti, anche se poi la solidarietà nazionale comunque funziona sempre. L'Italia è uno di quei paesi non mi sembra che manchi. io lo sto dicendo, l'Italia è uno di quei paesi che maggiormente eccelle in questo e non ha bisogno di avere, diciamo così, lezioni da nessuno, almeno da un punto di vista perequativo su alcune cose. Però allo stesso tempo mi ripropongo di chiedermi perché ci siamo arrivati a questo. Io non ho detto, come Boldrin mi ha affiliato nemmeno a fine ottobre, che i problemi della Sardegna verranno risolti se si risolve l'avvertenza entrate. Non solo non l'ho detto, sarei uno stupido anche solo a pensarlo, ma allo stesso tempo però devo ribadire che se quei problemi dovessero essere risolti, una grande
mano d'aiuto perché la Sardegna possa vivere una nuova stagione di sviluppo, è indubbio, a mio modo di vedere, ed è indubitabile che questo sia, perché è vero che uno sviluppo economico non avviene solo sulla base dei soldi e dei finanziamenti, ma è vero anche che io, se ho i soldi e i finanziamenti, posso anche permettermi di pensare in prospettiva. Se io i fondi non ce li ho, posso anche pensare in prospettiva, ma da lì non mi muovo. Io volevo solo dire questo. Questo è vero, questo è vero, però io invece, che non sono né economista, né politologo e né giurista, io da semplice cittadino dico che se quei 400 milioni all'anno, ma anche se fossero 1 miliardo all'anno, ma anche se fossero 2, se dovessimo spenderli, o se noi abbiamo l'idea della modalità di spesa di quei soldi come uguale a quella che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni, cioè è meglio che non ce li diano, capito? Perché per spenderli in quel modo, cioè facciamo solo danno. Vabbè, però detto ciò, questo è il mio parere da cittadino, Ora, non da tecnico. il problema è che il processo alle intenzioni, alla classe politica, Sono 50 anni. per quanto io possa essere legato o meno a questa classe politica che governa oggi, non lo possiamo fare. Nel senso che Non io stiamo devo parlando dell'attuale giunta o di quella precedente o di quella di 3 o 4. Cioè. Io infatti sto passando trasversalmente negli ultimi giunte che dal 94 in Sardegna hanno visto la perfetta alternanza di centrodestra e di centrosinistra. Quindi figuratevi se io sto facendo un discorso di tipo politico. Sto dicendo che a maggior ragione, proprio perché addirittura anche i fatti storico-politici mi confortano in questo, nel senso che mi sollevano dal dubbio che io venga visto simpatizzante dell'una o dell'altra, ma in modo, come dire, trasversale. Sto dicendo che proprio in maniera trasversale questi problemi non sono stati affrontati, non sono stati risolti. Ma non li risolvi con i soldi, capito? No, il problema è che io mi chiedo perché si sono verificati. Cioè io mi sto chiedendo perché si è verificato il problema della vertenza entrate. È un problema che si è verificato solo perché mancavano le norme di attuazione o c'è una volontà politica dietro di più ampio spessore che, sia chiaro, non vuole sottintendere il fatto che a Roma ci sono i nemici della Sardegna e che a Roma vuole affossare la Sardegna per chissà quale grande disegno strategico. Io non voglio affermare questo, voglio però interrogarmi sui motivi che hanno portato alla nascita di vertenze annose, annuali, pluriennali, perdonatemi, e quindi mi voglio anche chiedere perché si sono verificate queste cose. Se vuoi che io ti dia una risposta sul perché la Sardegna ha determinati tipi di problemi, se io avessi la risposta avrei fatto il presidente della giunta regionale probabilmente, ma non ce l'ho, io sono un umile cittadino come tutti gli altri, ci mancherebbe, sono un cittadino semplice, come gli altri. Ho solo, come dire, come lavoro mi sono scelto quello di studiare determinati fenomeni, però come avete osservato, ho detto, sull'aspetto tributario non posso metterci bocca, sul modo in cui il residuo fiscale è conteggiato non posso metterci bocca perché non sono un esperto e rischierei di dire stupidaggini. Io ho solo detto che per quel residuo fiscale mancano alcuni tipi di conteggi che probabilmente farebbero apparire la realtà in maniera diversa, perché molto spesso il modo di guardare ai problemi della Sardegna è un modo parziale, sia dei continentali, diciamo così, meglio del governo centrale, sia soprattutto dei sardi che non conoscono questi problemi e non se ne appropriano come dovrebbero. Questo in parte è dovuto anche all'insipienza della classe politica, l'ho detto 3000 volte, questo quindi non posso essere nemmeno tacciato da difensore strenuo a prescindere dei politici sardi. Quante volte ho detto che l'insipienza della classe politica non ha permesso lo svilupparsi di dibattiti sul tema, però non vorrei che da questo discorso poi allora, siccome giustamente mi si sta facendo notare, forse stai difendendo troppo la Sardegna. Probabilmente io sto difendendo la Sardegna. Probabilmente io sto difendendo troppo. Certo, probabilmente però io sto difendendo troppo la Sardegna, quindi sto sbagliando, allora devo bastonare di più la Sardegna, bastonarla e dimenticarmi però in parallelo delle responsabilità dello Stato centrale. No, questo non è possibile. No, ma questo penso che altrimenti veramente stiamo facendo altro. Però anche poi passo la parola a Maria Caterina. È anche vero che la classe politica, come diceva lei tra l'altro in introduzione, non è
né peggio né meglio di chi rappresenta. Quindi. Su questo non c'è dubbio, ma allora dovrebbero fallire gli stati. Perché se questo è, allora Dovremmo se magari facciamo, concentrarci sull'aspetto culturale, magari, capito? Vabbè. se facciamo l'analisi del sangue a tutti gli stati che oggi eleggono presidenti improbabili, dovrebbe implodere il mondo intero. E quindi questo No, ragionamento questo sono d'accordo. ok, quindi questo ragionamento è sicuramente vero, ma non può essere addotto come responsabilità generale dei nostri mali. Questo no, perché per quanto la nostra classe politica sia sempre lo specchio della società che rappresenta, allora se è così, questa cosa deve valere per tutti. No, siamo Anche qua vale, secondo me vale per questo. quello che volevo dire io a proposito della questione è che almeno su certe cose mi trovo assolutamente d'accordo con Michele Boldrin quando parla del fatto che non ci sono, almeno in alcuni temi, delle peculiarità sarde. Quando io dico che la classe politica sarda è eletta da noi, è un discorso che naturalmente estendo ad esempio anche al resto dell'Italia, niente di diverso, cioè non c'è assolutamente nessuna differenza tra le due cose. Gianni prima ha citato la cultura, sbaglio, hai detto qualcosa a proposito La di mia un... ossessione. Esatto, ossessione che condivido peraltro perché a questo proposito mi volevo ricollegare anche al discorso dell'istruzione che stavate facendo prima. Anche il problema dell'istruzione non è una peculiarità propriamente sarda, purtroppo lo vediamo in tutta Italia, c'è un problema relativo all'istruzione, alla preparazione che hanno i giovani una volta usciti da scuola. Io aggiungo anche che in tutta Italia, secondo me, c'è una tendenziale scarsissima valorizzazione di quelli che sono i talenti. Non è una cosa appunto peculiare solamente sarda, è in generale una questione italiana. A tutto questo e per chiudere aggiungo anche un'altra cosa a proposito di innovazioni, di istruzione, eccetera, che spesso nei nostri discorsi dimentichiamo che oltre l'Italia c'è anche l'Europa, che noi come Sardegna, come regione, riceviamo anche dei finanziamenti da parte dell'Unione Europea che però spesso e volentieri non siamo nemmeno in grado di sfruttare, nemmeno in grado di utilizzare, perché ovviamente c'è tutto un procedimento per la presentazione dei progetti affinché noi possiamo accedere a quei finanziamenti europei. Anche in questo caso è un problema tendenzialmente italiano, però io penso che a livello di Sardegna anche iniziare a preparare tanto le pubbliche amministrazioni quanto i ragazzi che un domani dovranno lavorare in Sardegna, che prepararli anche da questo punto di vista a saper richiedere i finanziamenti europei sia una cosa molto molto importante, specialmente per noi e specialmente se decidiamo di investire sull'innovazione, sulla creazione di software, come stava dicendo Gianni, eccetera. Volevo solo dire questo per concludere. Sì, e poi tra l'altro, sempre tornando al discorso, a parte che l'ha detto chiaramente anche Deida, infatti io metterò il link, Esatto. metterò il link nella descrizione del video e io consiglio di leggere quell'articolo perché altro che 2 miliardi, cioè ce ne sono Sì, arrivati abbiamo tanti una caterva soldi, negli ultimi 10 anni di esatto. miliardi e non è successo Esatto. niente, capito? O quasi. E poi attenzione anche il discorso dei cittadini perché anche il fatto che tu hai detto no, che erano 6.000 a Roma, cioè attenzione, secondo me è un campo rischioso quello, perché cioè, se è per questo Salvini quanti ne porta in piazza? Ne porta decine, centinaia di migliaia, quindi riempire le piazze non vuol dire che si stia facendo la cosa giusta, anzi storicamente è successo il contrario. Sì, quella era una nota di colore che io ho usato per dire che una parte del popolo sardo stava iniziando a prendere coscienza di quel problema. Io ne potevo portare uno o nessuno o 350.000 a Roma, il problema esiste sempre. Ok, dai. 2 minuti a testa, vittime o artefici? Carlo e Maria Caterina. Iniziamo. Vai Maria Caterina, vai. Vabbè. Per me metà e metà sicuro. Anzi, forse io sono più critica di Carlo e penso che tanta responsabilità
situazione sia attribuibile a noi stessi per il discorso anche del problema culturale di cui parlavo io, di cui parlavo prima. E secondo me quello è un problema da risolvere assolutamente, perché risolvendo quello penso che il resto possa in parte anche venire da sé. Allora, se mi avessi fatto questa domanda negli anni 80 ti avrei detto il 60% artefici e il 40% vittime. Se me lo chiedi adesso ti dico il 60% vittime e il 40% artefici. Va bene, grazie mille a tutti e due, veramente grazie. Grazie a te. Insomma, Grazie a entrambi. un'ora quasi e 20 Grazie. mi fa veramente piacere che abbiate accettato questo invito e speriamo insomma nel nostro piccolo di portare un po' di contributo al dibattito sardo. Questo è Speriamo. l'obiettivo del movimento. Speriamo. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie. Ciao. Ciao.